Ok, ho capito che è un po' che non tornavamo in live, però così addirittura che si festeggia sembra un pochino esagerato. Allora, aspetta, fammi vedere se riesco a fare una cosa mentre arriva il signore Enzino Iacchetti. Allora, io mo questo devo poi vedere come farlo vedere meglio, perché si vede troppo piccolo. È ottimo come programma, ma lo devo un attimino sistemare. Font size, mettiamo un bel 20. Ah, ecco qua, prova di ciecato. A postissimo così. Oh, eccola qua, Don Christian. Gli siamo, stavo settando il programma nuovo della chat. Christian, ma io ho notato una cosa molto brutta e molto disdicevole da parte mia, quando sono andato a preparare il titolo e tutto. Ma noi non facciamo Alan Wake da settembre, ma qua stiamo facendo sul serio o ci dobbiamo un attimino incazzare? Ma io credevo l'avessimo fatto a metà ottobre, primi di novembre. Ma veramente l'abbiamo fatto a settembre l'ultima volta? Poi dimmi sempre se mi senti e quant'altro, che mo tutto. Allora, io prima, perché quando faccio i titoli vado a prendermi il numerino per la puntata, eccetera. Io prima ho visto sta cosa e ho detto aspetta un attimo, che questa cosa non va bene, non va fatto bene, aspetta, ti dico proprio la data esatta. Christian, abbiamo fatto l'ultima volta Alan Wake 2 il giorno 11 settembre 2025. Che schifo. Me ne assumo tutta la responsabilità. È colpa mia, sì, è vero, è vero, è vero. Purtroppo sai su cosa sono occupato, però fortunatamente siamo agli sgoccioli, tranne che per l'ultima postilla che ci hanno messo a culo. Però tutto a posto, tutto a posto. Io oggi sono andato cioè oggi, poco fa, sono andato a prendere il numerino, ho visto 11 settembre, ho detto no Christian, no, gennaio, anno nuovo, vita nuova, tutte cose nuove, ci settiamo in un certo modo ancora meglio. I lavori del negozio sono quasi, e dico quasi, e quando dico quasi inizieranno altri 78 problemi nei prossimi giorni. Ci saranno altri problemi, però ormai ce l'abbiamo fatta. Sono usciti giustamente i driver aggiornati per la scheda video, ma non li installo di certo adesso. Allora, Christian, noi dobbiamo ringraziare innanzitutto il dottor Mercury, il mio amico, che ha preso una PS5 Pro, l'ha portata qui e gliela sto sistemando e mettendo alcune cosine sopra, quindi stasera lo vedremo in modo un pochino scoppiettante. Poi te ne rendere conto tu dalla fluidità e dalla bellezza grafica del tutto. Ma Christian, che cosa ci stiamo dimenticando? Troppo tempo non l'abbiamo fatto. Giustissimo. I name the stars over your cauldron and all that lies beneath your waves. Throwing my voice into your shadow.
can't silence the screams from the city of dreams. It's a dark ocean symphony. Dimmi adesso. Ok, sì, impostazioni di prima. No, c'ho il computer con tutti gli esperimenti e le cose che sto facendo, lo dico proprio sinceramente, è diventato un po' scemo. Dovrei formattarlo. Se oltre al tempo di respirare trovo il tempo di passarmi le cartelle di programmazione e altro, lo vorrei fare una bella pulizia quanto prima. Allora, Cri, come abbiamo potuto vedere dai The Game Awards, le nostre live non solo non sono destinate a finire, ma anzi a continuare. Quindi siamo andati molto bene. C'è tanto e ci sarà tanto da dire su quel titolino lì in uscita, però al momento noi dobbiamo finire ciò che abbiamo iniziato, ci mettiamo alla pari. Tanto quello è inutile che te lo dico, al day one noi siamo qua, ci accomodiamo, ci prendiamo qualcosa da mangiare e via. Allora, Cri, tu ricordi dove siamo rimasti l'ultima volta? E io dovrei avere anche il documento, quello là, se non erro qui. Se non erro qui. Allora, eccolo qua. Ok, c'ho tutto pronto. Allora, Cri, tu ricordi che cosa stavamo facendo? Che io non ricordo dove siamo rimasti, dico la più sincera verità. Vedendo dal menu qui, segui le tracce di Nightingale a Calderon Lake. Bella domanda, io ricordo che siamo ritornati al punto di inizio e che nulla di nuovo è successo rispetto alla prima volta. Allora, qualche piccola cosina nel mezzo, qualche parolina mezza detta c'è stata, mettiamolo così, il grosso arriverà. Ora, noi adesso dobbiamo, che poi se ricordo qualche bastardo me l'aveva fatto mettere a difficoltà ultra difficile, quindi ci devo andare con particolare attenzione. Allora, va bene. Allora, indovina chi sono? Direi la persona che cambia più nickname che paia di mutande alla settimana, quindi direi Gabri. Tutto bene? Come mai hai scelto questo oggi?
Allora, il titolo sta girando su PS5 Pro. Ed è un piacere per gli occhi e anche per altre cose. Allora, Balatron Reference. Ti ho visto giocare a Balatron un bel po', se non erro su Steam. Io credo che qua dobbiamo rifare il blocco, il fatto del cuore. Quindi, quindi, allora, lì c'è la sovrapposizione, dobbiamo tornare al chateau. No, ma lo so, ci ho giocato. Ci ho giocato, feci prendere la foca così tanto a Gianmarco che se lo installò sul cellulare. Moddato, che tipo di mod ci sono? Allora, quindi noi ci mettiamo piano piano, tanto questa è la run dove dobbiamo sbloccarci tutto. Quindi andiamo con calma e tranquillità. Cure, come sempre, ce l'abbiamo anche il cazzo. Il Napoli sta vincendo, quindi preparatevi a casino e fuochi d'artificio. E lo dovremmo fare la mod multiplayer, che a posto del boss ci sono... Ah, non sapevo che c'era sta mod. Allora, vediamo un po', noi dobbiamo entrare qua dentro. E basta solo che ci mettiamo sui binari giusti. Una volta fatto questo siamo a posto. Ora, entriamo qua e vediamo se appare l'individuo. No, il muro già è rotto. Abbiamo già preso il cuore. Ok, allora dobbiamo andare alla sovrapposizione. Ok. Ah, con la boss fight abbiamo lasciato. Benissimo, molto bene. Saranno tante rotture di cazzo. E abbiamo solo la pistola. Aspetta. Era un giorno prima della live, le partitine così, che poi se tu perdi contro l'altro boss, mi scrivi il nome di sta mod? Dov'è il fucile? Dove è stato messo il fucile? Vedete, l'ho messo a posto nel cassetto. Se no, se ci sono rubati il fucile è finito. Ed era sempre la bottana di tua sorella. Dobbiamo tornare esattamente dove abbiamo iniziato la live. Benissimo. Ah, proprio multiplayer, il Balatro Mod Manager. Ok, grazie mille dei consigli. Io mo è parecchio che non lo sto giocando. Infatti ci volevo dare un'occhiatina a qualche mod o quant'altro. E giustamente era di te. No, ma io ci giocai tantissimo all'inizio. Poi l'abbiamo finito, no. E poi mi sono visto da Gianmarco tutte le cose avanzate e quant'altro. Domanda. Ho sbagliato di nuovo strada. Benissimo, benissimo. Ci vede che è da tanto che non gioco, eh? Casomai si fosse perso questo dettaglio. Allora, ecco qua. Io il fucile non c'è là dentro, l'abbiamo preso, l'ho messo qui. Ah, adesso ci divertiamo. Adesso ci divertiamo. Allora, fucile a canne mozze o fucile a pompa? Prego ragazzi, fate il vostro gioco. Come devo andare a morire con Nightingale? Però ci dobbiamo mettere ancora i ciondolini. Allora, ci mettiamo la torcia potenziata per stordire i nemici. E facciamo meno. Poi ci mettiamo fucile a pompa. Poi ci sono l'assoluto. No, brain rot no. Prego, dottor Gabri, facci pure. Ok, quindi andiamo di fucile a pompa, bello, tranquillo, e ce lo mettiamo qua. Abbiamo 6 e 3 colpi, quindi non dovremmo avere problemi. Ovviamente sono un attimino i ciondoli. Evidenzia tutte le risorse e punti di interesse vicino sulla mappa, così possiamo prendere un pochettino tutto meglio. Aumento della salute massima perché fanno un male cane. Io direi facciamo così, aspetta, facciamo così.
questo al momento non ci serve perché noi abbiamo una boss fight, quindi dobbiamo andarci un attimino in un certo modo. Ora, visto che là possiamo prendere un bel po' di risorse, facciamo così. Ecco qua, salvataggio. Ok, adesso dobbiamo andare a combattere il signorotto. Allora, slot rapido. Andiamo di qua. Ehi. Slot, sì, perché giustamente come un deficiente ho premuto un cerchio. Allora, pistola pronta, fucile pronto, coglioni pronti, possiamo andare. Guarda che fluidità. Allora il cuore andava direttamente là, qui c'è solo il testo. Salve. No, dobbiamo fare un'altra cosa. Cos'altro dobbiamo fare? Non me lo ricordo. Non me lo ricordo. Interpreta la pagina. Allora, vediamo un attimo. Pagina del manoscritto. Noi abbiamo trovato 9, Return 2, poesia cupa. No. Cito la seconda per la parola chiave che ha portato il cuore essere che mostrano il terrore. Sai che inserirlo nel buco nel cartello. Aspetta, allora, fermi tutti. Il cuore non ce l'abbiamo e non è nella cassetta. Ho dimenticato qualcosa o si è buggato il salvataggio per caso? Non mi sto trovando, ti dico la verità. C'è qualche quadra che non cosa. Quindi qui dovevamo prendere il cuore e andare nella sovrapposizione. Le luci nella baita le abbiamo accese, ma il cuore lì dentro non c'è. Allora, vediamo un attimo. Vedo l'omicidio, stazione FBC, campanello FBC. Di qua c'è la situazione del quadro elettrico. Qui si torna indietro. Di qua ancora non si può andare. Rifacciamo di nuovo il giro. Chiaramente non mi sto trovando. Grazie sempre alle vostre sorelle. Allora, vediamo se c'è qualcosa qua dentro. Magari ho tralasciato qualcosa. Qui non c'è niente che possiamo prendere. Qui si salva. E qui non c'è un cash. Esaminiamo tutto per sicurezza. Ricordo manco se c'è un salvataggio precedente. Ah, aspetta, fermi tutti, mani in alto, fermi tutti, mani in alto, fermi tutti. Dovevamo mettere gli indizi. Però arrivati a un certo punto fa da sola. The page from the witch's hut seems to be describing some kind of ritual. Perdonate il ritardo. Che rituale è? Quindi questo e le parole del potere, quindi abbiamo anche questo. To get into the overlap, I need to find Nightingale's heart. Read the line imprinted on it, plus the line on the page to the witch's ladle sign. Then push the heart. Solamente noi lo sappiamo, è lei che in questo ciclo non se lo ricordava. Nightingale's heart disappeared from the morgue. Dov'è il cuore? Where is it now? Profila qualcuno, trova le prove. E trova le prove. Allora, facciamo la profilazione. Mentre se non superiamo i blocchi non si va avanti. Where is it? The cultist leaned close. He was there, but he was risen. Nightingale was there. The opposite of sunspots. Who said that? That's not it. I don't have what I need to find Nightingale's heart. There must be more.
Perdonatevi, mandavo un messaggio. Nightingale's heart. Cree, ci sei Where ancora? is La it? live sta andando, tutto a posto, si sente. Tienimi aggiornato che non facendo live da una decina di giorni qua è cambiato tutto. The witch had stolen his heart. Get out of my house. Nightingale's heart is at the general store, in a fridge. In che senso così non vale? I need to check the general store for the heart. Salve, Casey, I'm headed to the general si è store. bloccato. I know how to get into the overlap. Si è bloccato. Roger that. Questo è un I bug. followed some Un bug e ATV non è colpa tracks mia, in the dobbiamo woods and then ricaricare. returned around. Did you get lost? Si è bloccato I've only been sulla lost schermata once della in my life, scrivania Anderson. e non The si years sblocca. I spent with my ex-wife. I'll find my No, way no, back, no, no, don't no, you no, worry no, about no, it. no, no. È un messaggio privato. Allora io devo ricaricare il salvataggio perché qua, come possiamo vedere, fai pure una bella clip. Brutto bug. Brutto bug. Brutto bug. Che però è nuovo, non mi ha mai fatto. Non ha mai fatto questo come bug. Allora, recuperiamo del tempo. Metti tutto. Speriamo che non si blocca di nuovo. Fatto tutto, Cree. Non è. No, Cree. Sorry, Gabri. Non è che ti sei dimenticato qualcosa per strada. Allora, io rifaccio The esattamente page from the tutto. witch's hut seems to be describing Salto, some kind così of evitiamo un attimo situazioni spiacevoli. Brutto bug. Andiamo uno. Feci le feci una volta. Ah, ok, allora tutto To a get posto. into the overlap, I need to find Salto, Nightingale. salta tutto. Nightingale's heart disappeared from the morgue. Where is it now? Allora, facciamo così senza cambiare a volo dai menu e andiamo con calma. Andiamo qua, need facciamo Nightingale's heart questo, to get to lo the overlap. saltiamo. Facciamo quest'altro, Nightingale's lo heart. saltiamo. Where? Alan è sveglio se non si bugga. Se si bugga non è sveglio. E prima non si è svegliato. Ok, ma adesso dobbiamo andare al I cuore. need to È check the tutto general andato store for the bene. heart. Allora, Casey, I'm qua headed ci to the siamo general store. organizzati. I think I know per how to bene get con into the tutti. overlap. Possiamo andare. Roger that. I Allora, followed perdonatemi some per il casino ATV iniziale, ma tracks in the woods ricordare and then tutto returned around. Did you get è un lost? bordello. I've only been lost Allora, once in my life, Anderson. The years I spent with my ex-wife. I'll find my way back, don't you worry about it. allora, non devo farmi prendere da qualche colpo e gettare questo DualSense a terra perché è quello del dottor Mercury. Se si rompe sto coso io devo scappare nella nuova Papuasia. Allora, già ci siamo tolti il signorotto da mezzo. Qui abbiamo fatto. Prendo The text cuore. on the heart is clearer now. Legible. Okay. I feel like I recognize this. The fridge. The heart. I knew it would be here. Like I saw it in a dream. Ok, e questo l'abbiamo fatto. Meno And uno. now I need Adesso to give the heart to the witch. Makes Mo total adesso. sense. no, questo qua. Questo Sounds completato. But E what does it questo mean? l'abbiamo fatto. Found the heart in the Bene, fridge. possiamo andare a fare Just like 3 the ore page la said I boss would. fight. Miglioramento arma non posso fare niente. Allora, possiamo ben dire che su PS5 Pro il gioco va, che è una vera bellezza. Cioè, sto a fare pubblicità a PS5 Pro e la Sony non mi fa neanche un regalino. Vabbè, le cose che meritano un po' di pubblicità ci vuole, dai. Dai. Redeem un baby. Ok. Ora, battute a parte, regalini per parlare bene delle cose non è mai un bene. Quindi, ultimamente avete visto e penso avete sentito di molti content creator che hanno deciso di non ricevere più kit promozionali e quant'altro. Mi sembra una cosa buona. Purtroppo si è costretti ad agire così quando una cosa che potrebbe essere
piacevole e utile per i content creator viene rovinata dalle pretese di parlare bene di tutto in questo modo. Ehi, 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 girati. Belli fisci 60, fatti bene. Oh, che bello. No, ho provato vari titoli, ma ho battute a parte quando uscì la PS5 Pro, giustamente tutto il casino dato il prezzo eccetera eccetera. L'ho provata sistemandola per il mio amico e tutto, e vi dico la verità, è una gran bella console. Il problema è che sono titoli che già nella versione base diciamo che dovrebbero andare un tantimino meglio. Poi se si programma bene, e Christian può confermare questa cosa, The wave crashed i giochi on vanno the far bene. side of the mirror. I brought you the Heart Witch. Show me the terror. Ora, l'obiettivo parte sopravvivere a recuperare quante più risorse possibili. Allora, vediamo un po' se ce la facciamo. Casey, I think I'm in the overlap. Are you still on your way? Casey! Allora, calma e sangue freddo. Casey, do you read me? No, Saga, qui non Logan? prendo ni telefono. Logan! Where are you? Risorse, niente. What the fuck was that? Logan's back in Virginia. Allora, You're imagining things. partiamo con le buone maniere. Andiamo proprio con calma, tranquillità. Ok. Tanto siamo anche potenziati dal ciclo precedente. Oh, ehi, c'è qualcuno. C'è un signorotto. What was Salve. that? Wait. Did I get turned around? No, this is right. This place is looping. Like a nightmare. Ok, questo già l'avevamo preso. Abbiamo preso un altro indizio. Allora, ehi. Ok. Allora. Quindi tutti. Due strade. Ricordavo ce ne fosse solo uno. E lo portano tutti alla zona del fight. Per He's poi- here. Nightingale. Ok, siamo pronti. Allora, i rifornimenti sono... C'è la zona centrale grossa più i vari piccoli vicoletti con alcune risorse. It's like they're coming in over a bad Cerca di signal. prenderne quanti più possibile. Allora. Qui già mi dava qualcosa, secondo me. È di fatto. Nightingale's badge. Allora, prendi tutto. Il badge, ce ne fotte. Infatti. Però queste altre cose ci servono e come. Allora. Aspetta, però questi qua. Ma no, questi sono le munizioni per la torcia. Ero convinto che fossero le munizioni per il fucile a fuoco. Sono un deficiente, tutto a posto. Ehi. Set to find the light switch. Show me the clicker. Ok, ci siamo. Ci siamo.
Ok. Adesso c'è un cazzo. Allora, tu devi stare molto calmo, Saga. Brava Saga. Saga, corri e cerca risorse. Ma quale punto d'origine? Ma fatti. Allora. Tanto moriremo, lo sappiamo. Siamo pronti. Eccola qua. Puttana! Stavo per dire, mi arriva una botta da dietro nei prossimi 3 secondi, manco il tempo di pensare. Va bene, va bene. Allora, il primo tentativo è andato a farsi fottere. Meno uno. Ne restano altri 800 davanti. Proviamo ad andare. No. Il tempismo mo adesso devo ricordare. Allora, i caricamenti, come potete vedere, sono estremamente veloci, quindi per 2. Sì, portate il conto, e qualcuno, no, facciamola alla modalità incubo, mi sembra giusto, questa è la modalità incubo. Iniziare ad allontanare dalla zona qua. Ok. Oh no! Ho fatto il lezzo! Si è teletrasportato dietro! Ok. Gotta get away! Se lanci la Kamehameha, io come lancio? Perdonami. Corri. Saga, prendi risorse, cerca risorse, fai uscire le risorse. I ciondoli mi sono dimenticato. No, li ho messi i ciondoli. Prendi. Ottimo. Sì, è diventato Resident Evil. Corri Saga. Ok, altre risorse qui. Lasciami. Io un'altra pillolina la prenderei. Un filozzolo. E non c'è nient'altro, c'era l'altra cassa lì in mezzo, se riusciamo ad arrivarci. Ehi, fare il cretino. Ma allora sei un cattivello, sei. Io non voglio usare il fucile, però se tu vieni così vicino e io lo devo usare, perdonami. Fai presto, Saga. Dov'è? Oh cazzo! Capito, miraggi, il raggio della morte. Con lo scattino, quindi a livello di dettagli, madonna mia. Saga fucile. Fatto, ce l'abbiamo fatta. Tutto è bene ciò che finisce bene. Who are you? What is this? Who are you?
hear me? I'm Saga Anderson, FBI. I can hear you. Cauldron Lake. Yes, I'm at Cauldron Lake. Where are you? How to escape? In danger. The Dark Presence. No, Django, sto tentando di mandare un vocale un attimo mentre c'era la cazzo. Hey! Are you okay? No! It's my fault! It got out with my face! Scratch! Però noi adesso sappiamo la Sir, verità. calm down. No, manco per I'm girare gonna la need you to take a webcam, breath. se no vedrete il telefono. It's changed the story. The Dark Presence. We must stop it before... Easy now. First things first. What's your name? My name is Alan Wake. I'm a writer. E sei un grande I've been- menzognero. Wake? Where did you come from? You've been missing for 13 years. 13. Ed è un grandissimo menzognero. Fine del capitolo. Anderson, where did you go? All of a sudden the radio stopped working and then that flooding just Anche fuori sono disappeared. felici che è tornato Alan Crazy Wake. forest. Is Dipende this dal contesto, who ma I molte volte think it is? molto. Casey, say hello to Alan Wake. Mr. Wake, this is Special Agent Alex Casey. He'll escort you to our car. Casey, I'll meet you there, right after I take a look around. If the flooding's receded, there might be evidence we missed earlier. Allora, Ok. adesso dovremmo See you there. tornare indietro. Ci ho giocato Alex Casey? l'altro giorno con uno dei miei migliori amici che è still- venuto qui da me. Abbiamo installato Is la this the dark COP, place? la mod per il No, it can't be multiplayer. it. Non ci ho capito un cazzo per 45 minuti, ma quei 45 minuti sono Yeah, stati the molto PI in your divertenti. books has the same name as me. Great. Allora, adesso dobbiamo tornare in città. Potremmo vedere di esplorare tutta la zona qui. Intanto noi giriamo e vediamo se Should troviamo look qualcosa. around. Then we'll head out. Abbiamo With the molte flooding munizioni, gone, could buona be sta further clues cosa. out there. Molto The buona, flooding molto disappeared molto very buona. suddenly. I wonder if there's any connection to the overlap. Quasi scendeva To soltanto. Nightingale. Ok. Vedete se possiamo riuscire già ad esaminare la zona di là. It's getting dark. You have a flashlight? 232. It's not safe without a light. I have a light and a gun. You can relax, Wake. And pages. If you see pages of... Ragazzi, scusate se saltiamo il dialogo là. Non mi sembra che dicevano qualcosa di nuovo, però per sicurezza aspetta. Wake. We'll keep an eye out for them. Okay. Okay, just give me a moment. Li spiamo da qua. It's okay. Take your time. Raga, metti un po' le mani sopra il tronco e guarda sopra. Niente. Allora, qui ci doveva essere una cassa se non ricordo male. Se non ricordo male. Diamo un'occhiata a tutto per sicurezza. C'è un cervo morto. Io da 4 giorni che cerco di superare il terzo piano. Noi siamo arrivati alla fine del primo piano, che poi era un casino con i pulsanti e quant'altro. Dovevo dargli il comando, io non riuscivo a cambiare la bacchetta, un bordello. Sono stati più il tempo a ridere che a giocare effettivamente. Allora, di qua niente, di là, di là c'è la cassa. Allora, doveva essere un memory A questo qua. creepy twig sculpture? Allora, A locked box. Is that the cult of the tree symbol on it? 1, 2 and 3. Notes and ammo. Caccia Looks like they're tools of the trade. caccia tutto. The cult doesn't see their victims as Ok, people. allora.
Noi ci dimentichiamo, mettiamo tutti i fogli sul tabellone del caso. Così Nightingale non goes teniamo missing for bloccato niente. 13 years, shows up murdered, Non so and then praticamente turns una into a cieca, monster. proprio zero. L'ho visto due o After I tre volte stop in vita mia, ho Nightingale, detto ci voglio giocare a a questo, ma ho writer capito che è un who's gioco che also richiede been missing for tempo. 13 years turns up. What's the connection? What kind of case is this? Oh, Saga, non hai idea di dove andremo a finire. Allora, non vedete di trovare i portapranzo, così vediamo di sistemarci il We're tutto. dealing with an organ. The cult of the tree is behind these murders. This case just became much more complicated. I'll need to start a new file. But it's my first cult case. Exciting. Ok, la setta dell'albero. I need to know more about the cult of the tree if I'm going to shut them down. Allora, e qui ci abbiamo un bel po' da mettere. Usiamo l'antico modo. Right. Psicologia della setta, simboli della setta. Ok. Vediamo tutti, facciamo prima. Oh, E poi lo scopo lo scopriremo alla fine. Allora, questo va qua. Questi due di conseguenza vanno qua. Ok, allora. Ci ritogliamo tutti da mezzo così non rientriamo nel loop come dopo e non ricordiamo dove dobbiamo andare. Anche perché non penso che passeranno altri 2 o 3 mesi che lo riportiamo, Diciamo è stata una consecuzione. Allora. No, Christian, non è stato portato Alan solo perché sono occupato col fatto del negozio, tutto qui. Però davvero ero straconvinto che l'avessimo fatto a ottobre-novembre, no addirittura settembre. Troppo tempo, troppo tempo, troppo tempo. Troppissimo tempo. No, questo va in simboli della serie. Ok. E qua abbiamo sistemato tutto. Poi le casce della setta. these stashes could contain clues about the cult. Dopo Better la keep live an eye ci out for more. sei. No, Gabri, penso finisco la live, devo andare subito a dormire che domani devo chiudere le ultime cose di lavoro. Vorrei fare almeno, se possibile, se proprio ci riesco, 2 giorni di festa in un certo modo. Come sta andando con il negozio? Allora, il negozio Ok. sta andando. Mettiamola in un certo modo. Non posso dire tutto per motivi che non sto qua a spiegarvi. La piattaforma, come avete visto, Finding a non Casey solo movie c'è, lunchbox out here ma ha avuto can't anche be a coincidence. un iniziale Another restyle message. grafico. Stiamo sistemando le ultime cose, però ci sono stati dei problemi, mettiamola così, su alcune cose burocratiche. Ora penso voi, giovincelli, sapete che la No. burocrazia dice 5 giorni, poi in realtà diventano 20. Il lancio ufficiale e completo allo stato attuale non l'abbiamo potuto fare a Natale, ma lo facciamo per la metà di gennaio. Ti sei fatto ispirare da Schedule One? Allora, un pochino sì, perché tutto il periodo iniziale del negozio, quando lo stavamo settando, abbiamo portato pure in live Schedule One, che tra l'altro, pure parlando con Gianmarco, hanno messo degli altri aggiornamenti. A breve lo vorrei comunque riportare, giusto per vedere pure tutte le cose nuove che hanno messo dentro. Stiamo facendo altri controlli, stiamo settando altre cosine. Non ce l'abbiamo fatta nonostante ci abbiamo lavorato tutti i giorni nell'ultimo mese. Diciamo che ho preferito usare questa tattica qua. Non l'ho detto anche a Tizio e mi sembra anche a Christian.
non immaginate quanto mi sia mancato fare le live tutte le sere come facevamo prima. Però una volta che ci siamo settati il negozio e lo lanciamo in una certa ottica, dovrei forse, e quando dico forse di sicuro poi non sarà così, avere meno problemi in futuro. Avere 100 problemi adesso per non averne 99 tra qualche settimana. I prodotti sono stati aggiunti, abbiamo messo qualcosa e gli acquisti li potete già fare tranquillamente, solo che per alcuni casini del periodo, immagini che mancano e quant'altro, lo sapete, io se vi dico di venire sul negozio e che non vogliamo fare una bella figura, quindi al momento sono io il primo a dirvi non andate ancora a comprare, aspettate un altro po'. I'll get you. I'll find you. I'll make you pay. Abbiamo aggiunto di preciso il 5% dei prodotti che abbiamo discended disponibili. into the tunnels from the Dark City into the ocean of darkness. Next stop, Caldera Street Station. E mo adesso andiamo lì. Something, a presence rumbled. Voglio vedere un po' la zona di Another Alan con la Shadows PS5 shifted Pro on the come gira. platform. The Riders cult waited for him Una there. delle fratte che The ti cult of the trapassano. Come ha word. fatto sto gioco a essere nominato cult nei is goti? lean Questo close. gioco merita 10.000 I carry volte his di essere words nominato close to my nei chest goti. now. You're not allowed in the lake Questo è un until gioco he says molto otherwise. molto molto He'd be molto caught, molto 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 murdered. molto They got sopravvalutato. him. They didn't get him. Purtroppo. He was reborn out of hate. Abbiamo anche was parlato in there, live all'inizio. È vero but che he c'è was il risen. casino di Sweet Sent to find the light Baby, switch up from the lake that was not the whitewashing, lake. blackwashing dei personaggi e quant'altro, però la storia è coerente ed è stata gestita al meglio. Quindi io personalmente se gioco ci deve essere una bella storia sotto, un bel gameplay e siamo tutti felici e contenti. Anche perché se spendo 70 carte per giocare a un titolo vorrei avere qualcosa che mi rimane. Allora. Ehi. Oh no, i cazzo di lupo, mi ero dimenticato. Oddio, questi mo ci faranno buttare il sangue, aspetta. Ecco. L'ho detto, l'ho detto. Lo devo ripetere? Ma penso che non ci sta bisogno. Allora. Pokémon Z, quello che ho già iniziato e che non riesco a giocare e che stranamente a me sta divertendo. Certo, va fatto molto 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 di più. Però quella mezz'oretta che riesco a giocarci è divertente. Quante ore hai su Pokémon? Ma ne avrò fatte neanche 4-5 secondo me. Ah, fanculo. Vieni, dai, vieni. Vieni come prima. Vieni. Io amo gli animali, ma voi perché mi attaccate? Perché mi attaccate? Ok, dobbiamo prendere la balestra. Vieni. Even the animals are turning into monsters. Suca, lupo. Lupo, sei morto? Vedi una foglia che si muove. Ok. E questo è il primo. Mi sembra che ce ne sia anche un secondo. No, no, ma questo lo so. Questo lo so che sono tutti uguali. Ma proprio tranquillissimamente proprio. Però Z, così come Legend Arceus, mi ha divertito di più rispetto a Scarlatto e Violet. Proprio lo dico con tranquillità e serenità d'animo, però va fatto molto 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 di più. Allora, questo qua ok, già c'era. Un titolo che mi sento di consigliarvi a costo zero anche, vi dico la verità. When Wines Meet. L'ho iniziato inizio settimana scorsa. No, fine settimana scorsa. Ragazzi, c'è tanto da giocare in maniera gratuita, ma proprio davvero per bene. C'è di tutto e di più là dentro da fare. When Will Smith non credo che sarà un gioco che uscirà con tutto il casino che ha combinato. No, non credo, non credo. Non credo minimamente.
Anche perché non so se avete visto o sentito il casino che era successo un po' di tempo fa con un video che aveva fatto Will Smith, dove alla fine poi era risultato che il pubblico fosse fatto con l'IA. Ora io lavorando con l'IA qualcosina riesco a notarlo un pochino più facilmente, ma dico io, caro Will Smith, tu che hai tanti milioni, miliardi di followers, persone che ti seguivano, già gli Oscar hai fatto quello che hai fatto, no? Mo dico io, vuoi tornare sulle scene? Fallo in modo tranquillo. No, niente. Allora, ok, possiamo già esplorare la zona là, ci togliamo qualche enigma da mezzo. Allora, ne prendiamo tutto. Tanto ragazzi, di casini siamo sempre pieni del genere. Penso che avete sentito pure voi tutti i casini ultimamente, la questione di Alfonso Signorini e quant'altro, quindi il problema non è solo Will Smith. Allora, There's something written here. A poem? Or a riddle? il problema, e mi permetto di dirlo, con la questione di Alfonso Signorini, la cosa che sto vedendo che mi sta dando un attimino tremendamente fastidio, non vado che domani in più devo andare dal medico per il lavoro, comincerò il 29 in una fabbrica di biscotti. Ottimo che hai trovato lavoro in una fabbrica di biscotti, mi raccomando, te mangia tutto, Django. Uno lo assaggi, uno lo fai passare, uno lo assaggi, uno lo fai passare. Almeno arrivano metà dei pacchi e nessuno dovrebbe dirti niente. Reminds me of the nursery rhymes I read to Logan when she Allora, was little. questo ce lo facciamo al ritorno, anche perché di là la strada, ma qui mi sembra non mi faceva forse tornare indietro. C'è questo specchietto qua, quindi dobbiamo tornare di qua. Ok, allora, qui devo vedere per la soluzione A tutto. little clothespin doll. La cosa che a me Perfect sta weird dando souvenir for fastidio Logan. è che è successa la stessa identica cosa, mettiamola così, come è accaduto in America col caso Weinstein, favori sessuali in cambio di partecipazione e quant'altro, e le persone in America si sono rivolte per strada e quant'altro. Ora, questa cosa successa in Italia, mettiamola così. Voi avete visto casino per strada, qualcuno che si è lamentato in maniera plateale, oltre ai 258.000 video su YouTube che parlano dell'argomento? E poi dicono sempre le stesse cose tutti quanti, perché alla fine quella la cosa è, nessuno si espone per paura che succeda qualcosa. No, gli americani hanno fatto bene, che pure noi dovremmo scendere in piazza sentendo queste cose qua. Il problema è un altro, ed è brutto da dire, che ci vorrebbe la parità, quella vera per tutti, a prescindere dal sesso, età, religione e quant'altro. I think I'm done here. Sappiamo tutti, I'll meet you perché at the visto il parking lot. clima che c'è in Italia, nessuno scende in strada e sta facendo casino. Siete abbastanza maturi e intelligenti Another da one of those capirla e rhymes. ragionare sulla soluzione. Poi se volete ve lo dico io tranquillamente, ma siete personcini intelligenti, ci potete benissimamente arrivare. È un semplice dettaglio che fa la differenza. Questo di nuovo, se non erro. An overlap of the dark place needed a push from both directions to manifest itself. Reality in our world eroded by repeated dark lore tied to a Nessuno è location. colpevole fino An a prova counterpoint, contraria, a ci work sono of prove, art, a ci sono horror cose di narrative quanto sta crafted in the accadendo. depths of the dark Penso che place, in maniera connected to the tutelativa story alcune on the persone other side dovrebbero to reach ritirarsi da out quello to che the stanno weakened facendo, veil. dimostrare la loro A story innocenza of a o lawman whose colpevolezza e heart poi was cut tornare out of his indietro. chest. Two corrupt men killed by their Dai, own vai, non ti twisted preoccupare, ambition. non ti A preoccupare, gioca haunted pure old tu a woman balla, drowned bro. in a bathtub. Twisted reflections on the other side of the mirror. Non sta Arcs facendo pure a stabbing me through la voglia di giocare a realities, balla un'altra amplifying volta. the influence of the dark place. These elements working in conjunction made a trickle that became a torrent, a wormhole, a vortex, and the art, the map, became the nightmare territory where the dark place encroached on our reality.
a blanket over it, Io devo solo where they imballare e all spostare buste di overlapped, biscotti già causing confezionati. reality to twist and loop like Che a bad biscotti sono dream, poi? remolding anything and Oh, però anyone te lo within chiedo its la prossima dark volta, se horror non resti e design. non vai a dormire. Io lo tengo sul telefono quando sono fuori e devo attendere partitina. Oh, ma fai bene. Io difatti mo, se dove lo vedrei bene per me Balatro, sulla Switch 2. Per la sera mi metto a letto, faccio una piccola partitina alla Switch 2 e poi prendo sonno. Se me c'ha pure le funzionalità touch, è finita. Per me è la fine. Allora, dai, stiamo riuscendo ad andare avanti anche un bel po', per fortuna. Marca locale, non mi ricordo nemmeno come si chiama, basta che mi pagano. Quella è la cosa primaria, Django. Se non c'è la pecunia non ci sono i biscotti. Ma proprio in tutti i sensi. Allora, io qui devo cercare. Ok, abbiamo preso tutto. No, io pensavo che fosse un cassetto, saga, e se chiudi la porta non troviamo un cazzo poi. Allora, qualcosa in cucina forse. Niente, un po'. Vediamo di qua. Setto con le coppole di minchia. Sopra mi sembra c'era un'altra statuina. Ricordiamo che questi Christian le ha saputi tutti rispondere correttamente. Sono molto bravo. Vai, vai Christian, io finisco di raccogliere un po' tutto, tanto qua su cose che già abbiamo visto. Così ne approfitto e rispondo anche io ad un messaggio. Allora, aspetta. Allora, qui ce ne sono due. Ok, facciamo prima la zona là. Perché dovrebbero dare risorse extra, visto che alcuni ciondoli già ce li abbiamo. Allora, c'era la zona qua da esplorare. La zona del cottage, tutte le... Ok. Aspetta, c'è un bambolotto che non ho preso. Fermi tutti. C'è la bambola dell'eroe, attenzione. Ma Dylan... allora, ci arriveremo là. E mi fa piacere che il punto che abbiamo lasciato in sospeso, io e Gianmarco, sia proprio relativo a qualcosa del genere. Quindi noi continuiamo qua. Noi adesso ti ho detto, ho fatto sta live pure per vederci e far ripartire il tutto, anche perché erano 2 settimane che non facevo live, ti dico la verità. E mo ci riorganizziamo a gennaio e ripartiamo per bene. Quando c'è anche Gianmarco, soprattutto in alcuni punti, vediamo di iniziare le caos, così vediamo un attimino la situazione com'è. Noi un punto non abbiamo preso. Allora, Crice Tami,
c'è da fare, mettiamola così, non posso parlare. Ecco. Vorrei ma non posso. Allora, la casciola. Another one of those Eccola lunchboxes. qua. Almeno possiamo vedere di sbloccare qualche altro potenziamento. Vediamo un attimo. Allora, quanti ne abbiamo? 15. Noi già abbiamo tutte le armi potenziate. Da qua ne mancano 3. E questi 3 qua, comunque da un'altra cassa dovremmo stare a posto. Allora, un attimo solo. Allora, a questo punto ci conviene farlo, scendere di qua. Vediamo se esce qualche altra risorsa, ma qui ci sono pure i lupol. Abbiamo 25 colpi per il fucile. Ok, scendiamo qua. Allora, ci andiamo a fare prima la zona del lago giù. Naturalmente sblocchiamo prima il checkpoint qua, visto che abbiamo fatto un bel po', e siamo un attimo più tranquilli. Come le mele che devo ancora spacchettare. Ecco. Allora. Generatore. Ok, allora. L'altro enigma era qui. Andiamo in casa se c'è qualcosa. Allora, salvataggio veloce. Documentazione. E non c'è niente di nuovo. Non ci sono oggetti. Non ci sono oggetti. C'è però una pagina di manoscritto. La setta dell'albero. Per sicurezza subito tutti quelli che troviamo ce li leggiamo. Che mo non ricordo. Io dal documento ci ho segnato qualcosa qua. Satanists chanting, "We watch in the night" as they perform blood sacrifices in the forests. Or things not quite human lurking in the dark. There were many versions of the story, but they all shared one important element: danger in the dark, in the woods. Somewhere among all the urban legends lay a secret truth. The real identity of the cultists prowling in the woods. Real faces hid behind the masks. Real hands held the knives. Real people fulfilling a grim purpose. The forest was not safe. People were right to keep their children away from the trees. Ok. Ok. Allora. Abbiamo salvato. Andiamo a fare la zona giù. Qui c'era una cassa. No, ignora. Per piacere, ci facci stare tranquilli. Il problema si è risolto. Oh, grazie, che gentile, dei colpi per la pistola. Molto gentile. Allora, qui c'era il codice. No, devo iniziare a tirar fuori la soluzione, visto che l'altra volta ce li siamo fatti tutti in maniera normale e tranquilla. A sto punto, Cri, tu mica riesci a trovare le password velocemente? C'è un computer sotto mano? Non me le metto a cercare un attimo io. No, Christian, io non sto manco riuscendo più a giocare a Outlast. Ok, allora, se riesci a trovare il codice della cassa della setta, questo qua, dov'è il zona torrente?
e anche le soluzioni dei 3 enigma. Ci puliamo tutta sta zona e io intanto vado a esplorare di là, vedo se c'è qualcosa. Vedo se c'è qualche oggetto e qua comunque si è riaperta anche la strada per tornare indietro. Che noi così adesso facciamo qua. Qui c'è un punto di interesse, che è quello là che già abbiamo visto. Non capisco perché me lo segnala ancora. 170823. Ok. Ci puliamo tutta la zona qua velocemente. Prendiamo le cose e ce ne torniamo in città. Allora, aspetta. No, però la prossima volta mi preparo io i codici e tutto, così facciamo prima. No, sono 3 cifre soltanto. No, no, nessun problema, Cri, così nel frattempo rispondo un attimo qua. Allora, aspetta, controllo un attimo una cosa nel frattempo. Quando c'ho la chat davanti, appena metti il codice. Ok, ok. 658, allora. Ah. Allora, 658. Ok, è questo qua. A posto. Allora, Cri, riesce a trovare anche quelli degli indovinelli? Ce li facciamo un attimo. Ok, aspetta. Allora, ci serve prima questo qua del cottage privato e nel frattempo mando un vocale per donare. Allora, io intanto rifletto, magari mi viene in mente la soluzione. Mamma Corvo osserva nel suo nido sta veglia sui suoi piccoli, che suono meglio fa. Per proteggere la sua casa dalla bestia che la flussa, ma solo un eroe dal cuore impavido, separarle due forse potrà. Corvo qui. E l'eroe in uno di questi. O forse era
Mamma Corvo con i suoi piccoli sta. E poi l'eroe da qualche altra parte. Lupo. E ci vuole l'eroe da qualche altra parte. Aspetta. Ok, primo fatto. Something feels Fatto. different. I should look around. Fatto. Mi ero scordato il lupol. Che mo appare. Ah, aspetta, questo devo fare. Questo devo fare che ci aiuta tantissimo. Aspetta. Ci dobbiamo togliere. Ecco. Se possiamo vedere le risorse e altro sulla mappa per quanto possibile. Allora. Ok, aspetta, ma andiamo all'altro e vedo pure io, non ti preoccupare. Uno sono riuscito a farlo, il mio cervello ha funzionato. Stranamente, ho prodotto un esito positivo. Ok, qui ci vuole l'oggetto per aprire. Salve. Salve a lei. Salve. 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 Drink water from the lake! A charm. Cute. Eccolo là. It'll go great on the bracelet Bogan made for me. Huh. That was strange. Gotta keep an eye out for more of these rhymes. T'ho visto. Vieni qua. Qua. Signor Lupo, venghi. Signor Lupo. Ah, c'è l'ombra, c'ha. Dammi tua sorella. Lupo. Vieni qua. Vieni. Ok, a questo punto noi usiamo uno di questi e non ne parliamo più. Me ne da vari, ma non so quali sono. Ok, non ti preoccupare, lo vedo pure io, senza problemi. Lo facciamo subito. Tanto stiamo andando abbastanza bene, sto riuscendo a contenere pure le risorse. Allora, esaminiamo pure questo. A sto punto dobbiamo fare quelli del cottage, quello giù e ce ne possiamo tornare indietro. Ciondolo. Alla fine non ho fatto il cambio. Va bene. Sono un deficiente, tutto a posto. Ho preso le statuine dalla terra? Sì, se no ero doppiamente deficiente. Allora, vediamo se ci riusciamo prima di tutto da soli. L'impavida eroina si mise in viaggio per raddrizzare un torto. Dal bosco arriva il lupo così affamato e gordo, che divorò quel che trovò nella casa incustodita. L'eroina tornò, ma aveva perso ciò di più caro che aveva nella vita. Dal bosco arriva il lupo. C'è l'eroina che va da qualche parte. Nope. Nah. Abbiamo fatto anche il secondo. I have a weird feeling something's changed. What the hell? Oh shit. Ok, Another questi charm for my bracelet. Ci possono servire soprattutto contro il carissimo signor Scratch verso la fine, che quella parte lì ad incubo sarà l'incubo di tutto. Ho rotto la casa. Allora, andiamocene da qua per sicurezza. Manca di scappa all'FBI perché lei è dell'FBI.
Oh, guarda, sarà proprio un piacere. Guarda. Come sono contento di rifarla. Non immagini quanto. Allora, ce l'ho fatto una volta, niente vieta che ce la faccio di nuovo, eh. Attenzione. Poi sarà lì che non continueremo le live perché resteremo su quel punto in eterno. Allora, qui però possiamo caricare un po' di energia. No, perché già l'ho recuperata. Non veniva venire un attimo qua col braccialetto. Vabbè, vabbè. Allora, due fatti. E qui c'è il terzo. E qui c'è il terzo. Allora, un uccello per la luce e due per l'oscurità. Allora, un uccello per la luce, due per l'oscurità, tre uccelli per lottare, quattro e si combatterà, cinque uccelli per ferire, sei per il dolore, sette per la fine, qualunque essa sia. Dobbiamo mettere solo il corvo Think, da qualche Saga. parte, anche perché questo è il primo che si trova. Keep trying. Quindi mi sembra che sia solo il corvo. Oh. Ah, Okay, okay. ecco qua, a posto. Signor Corvo, grazie. Another charm. Ok. Good thing Logan made me this bracelet. A sto punto possiamo tornare indietro. Mo' la via più veloce sarebbe sì per il ponte. Sì, per il ponte di qua. Allora, voglio passare a quel punto di interesse che io quella zona già l'ho esaminata. E per cambiare il ciondolino e mettere quello là che ci segnala tutte le posizioni degli oggetti sulla mappa. Così ci muoviamo un attimino meglio. Allora, Saga con calma, con tranquillità. Io sento un lupo sotto. Oh no, ci sono i signorotti. Io non li cago proprio. Arrivederci. Sì, 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 certo. Ecco. Perché di là non dobbiamo andare. Inutile con sprecare munizioni con qualunque cosa. Sì, è questo qua che già avevamo esaminato. Ok, allora ci dobbiamo togliere questo e voglio provare un po' così. C'è meno energia, però. Ecco qua. Contenitori. Qui non ci segna nient'altro. Ok, allora facciamo un salvataggio visto che siamo arrivati qui quasi per bene e ora vediamo di tornare in città. Allora cerca pure di evitare quanto più combattimento è possibile, soprattutto in questi momenti qua. Di qua no, era di qua e poi a sinistra. No, ma anche le altre boss fight non è che saranno così tanto simpatiche, però con calma e tranquillità ci mettiamo, diciamo 7, 8, 20 minuti di parolacce. Tentativo alla volta ce la facciamo. Di là sta succedendo qualcosa. Allora, vai Sara. Allora, un attimo soltanto, scusami. Ok, dai che è l'ultimo.
Ok, allora, che ore sono? 23:14, anche presto. Allora, vediamo qui se è apparso qualcosa di nuovo. Questo qua l'avevamo già visto, ok. Perché sono davvero curioso di vedere la zona e il segmento di Alan Wake come gira adesso. E qua penso mo abbiamo visto un bel po' di situazioni, scene e quant'altro rispetto a come l'abbiamo visto tutte le volte, ed effettivamente c'è un bel distacco grafico e di performance. Allora era di qua. Ecco, salve dottor Ready to Casey. go? Scusate, abbiamo fatto un attimo un giro. Mr. Wake, we're taking you back to our field office in Bright Falls. You can freshen up there, and then we'll talk properly. Hey, Mom. Before you say anything, I'm totally fine. Don't freak out. Dad shouldn't have even texted you. Logan? No one texted me. What's going on? I'm totally fine. I slipped, that's all. God, it's not the end of the world. Put your father on the phone. Okay. Dad, it's Mom. Don't worry, hon. Logan slipped in the shower and bumped her head. She has a slight concussion, but I'm keeping an eye on her. Successo niente, solo una Lucky I piccola heard her fall. commozione She cerebrale. Capita. could have drowned. Jesus, Eh. David. Why didn't you call? Poteva negare. Tried. It didn't go through. She's fine, really. But what about you? You sound stressed. No, it's, just weird case, that's all. Well, if you need a hint, my years of board game victories tell me Colonel Mustard did it. I'll keep an eye out for him. Love you, Dave. Love you too, honey. Want to say bye to Logan? Just tell her I love her. Bye for now. E fino a qua tutto a posto. Ecco. Is there anyone you'd like us to reach out to, Mr. Wake? You've been gone a long time. No. No. They'd be in danger. It'll come for me. Okay, let's talk about something else. Robert Nightingale. Do you know him? You were both here in 2010. The Dark Presence got him back then. That's the last time I saw him. 13 years. Oh, fuck me. Tell us about the pages. You had what looks like a title page with you. Return. Is this the name of the story on these pages? The writer's name has been scratched out pretty Tutto a posto, violently. tutto a posto. Volevo aggiustare la chat, ho fatto un mezzo casino. Scratched out. Yeah. Scratch. Sono apparsi dei lavori in corso, tutto a posto. Era una schermata che non dovevate vedere adesso. Però vabbè, va bene, tutto a posto. Did you write these pages, Mr. Wake? I'm trying to remember. It's a crazy jumble, like a nightmare. It doesn't make sense. Meglio così, Cliff, ti pare? Così non vi rompe troppo le scatole a spirito. I remember. I remember.
No, aspetta, qui te lo faccio vedere bene. Allora, visto che, ecco, una delle cose fatte dove abbiamo perso tempo, visto che quando parlo delle cose del negozio e quant'altro, parlo senza niente sotto, così solo con me a schermo nero che parlo con la cam. No, quindi ho fatto questa situazione qui, e la prima volta la faccio vedere in live. Questa è la versione lavori in corso. Quando devo di qualcosa dal negozio, con la chat, che devo ancora collegare qui dentro, ci sarà una cosa tipo del genere. Che ne pensi? Questa è la versione lavori in corso. C'è anche la versione terminata, ma non ancora. Ok, questa me la voglio godere. Quindi come vedi l'assenza dalle live e non aver fatto la Wake è stato fatto per fare altre cose, c'ho le prove. Guarda notte. Fuck. Was I on a talk show tonight? Waking up in places with no memory of how I'd gotten there. It was out of control. I didn't need another mugshot in the fucking tabloids. Had I already done the show? Was that a recording? Please give a warm welcome to Mr. Alan Wake. Oh! Alan! Good to see you, Alan. Siamo tornati qua, Great to see you. Welcome back to the show. Come on, sit down, sit down, sit down. Ricordiamoci sempre che è un loop tutta sta situazione, eh. Oh, man. It is so good to see you, Alan. This must be an exciting time for you. Tell me, does it ever get old? Sorry, does what get old? Publishing a new book. Diciamo che tutti i discorsi prendono una piega strana una volta finito il gioco, una volta. This is exactly how I feel. You know, I've waited so long to get my hands on the sequel to Departure. You left us on quite the cliffhanger. We've all been dying to know what "it's not a lake, it's an ocean" really means. You and me both. Well, our wait is over. Your new book, Initiation, hits the shelves tomorrow. What? That's exactly what every reader will be asking. This book is mind-bending. It's so cerebral. I mean, how would you describe it? An auto-fictional thought experiment? A horror story? A postmodern detective story? Wait. This isn't right. I haven't written anything. He's so humble. Okay, you got me. Good prank, very funny. But yeah, sad to say, I've not written this. I'd remember if I'd written a book, right? Or maybe it was written by your evil double. Torniamo sempre là. Hey, man, that is spot on. Playing the role here. Pretending the world of the book overlaps our own. That's very meta indeed. You see, Initiation tells the story of a fictional writer named Alan Wake, who is trapped in a nightmare, desperately trying to find the manuscript of a novel he has forgotten he has written. The book is set in New York, but it might not be New York at all. He is tormented by his dark doppelganger and guided by visions of a fictional detective he has written. That's right, Alex Casey is in this book as well. I guess we'll just keep doing this the whole show. The joke's on me. But isn't that what you sign up for with autofiction? No, but seriously, I found the structure of the reality you build in the book fascinating. It reminded me of The Matrix. I mean, the writer is physically in his writer's room, trapped there, and he projects himself out to this dark dream of New York through the story he is writing. Like astral projection. Did I get that right? Yeah, that's exactly right. Go on. I should be taking notes here. This is great stuff. Notes to that other Alan Wake in that room writing this as we speak?
Are we all in your story, Alan? Wow. No, I wish you every success with your... Ci è andato tanto lontano, mettiamola I hope così. it's as successful as your best-selling Alex Casey series. Initiation hits the shelves tomorrow. After this, I'm sure we'll all be eagerly awaiting the culmination of this hero's journey trilogy of yours. A book called Return, perhaps. Man, thank you for one of the strangest interviews of my entire career, Alan. All this talk of meta-narratives, half expecting to disappear once this scene ends. E non ci sia andato tanto lontano, carissimo signor Dor. Hello? I'm losing it. Something's not right here. Dobbiamo solo I andare needed avanti. to get home. Allora, To Alice. What the hell was that interview? Some kind of joke? Initiation? c'è qualche I never wrote a documento, book called qualcosina. Initiation. This Qui felt c'era like a il bad dream. 665. Could make a good horror story. Old Gods of Asgard. That name sounded familiar. I was a mess. C'era il libro di un I'd never heard of personaggio this talk show molto or Mr. importante Door before. che non ci sa None che of it fine felt abbia right. fatto. Was I Lui losing my vaga, sta mind? vagando per posti e mi stava uscendo uno spoiler bello grosso, quindi meglio che taccio. 665. Time is broken here. Maybe time never worked the way we think it does. It loops around it, and yet it goes forward. A spiral. I thought I was finding remnants of the earlier loops, earlier drafts of my writing. The murder sites, that I had left clues, mementos for myself to guide me on, but maybe that's only part of it. If time is not a straight line, then there are loops beyond these loops. Vast complex superstructures beyond what's happening to me now, ahead of me. And I'm there as well, a version of me, something I have become, some elevated, enlightened virgin, an archon, a demiurge, a demon of some sort, playing a secret game, building something, has passed self upon to get him there. A deus ex machina pushing me there. I hate the idea of crazy, intrusive thought. And yet, no crazier than anything else here. Which version of myself was I? Where was Questo I in è this grand loop? nuovo, se non erro, come video. Ti trovi, Griff? Io non ricordo esattamente cosa e come accade nel gioco originale, però sto video, con tutto quello che abbiamo visto e scoperto, quindi la conoscenza è potere. Poi ti ritrovi bloccato qui There was something in in un the certo studio modo. with me. I had to get out. Nient'altro, ok. Tanto ti becca lo stesso Alan. Eccolo qui. No. Questa non è allora, la stanza dello scritto. Siamo tornati. Waking up from the nightmare, I felt like a drowning man gasping for air. This place felt familiar. A ghost of a memory surfaced, about writing here for countless days. Allora, vediamo se sulla lavagna c'è qualche A indizio plotboard for nuovo. mapping out a story. On the index cards, the nightmare that just happened to me. A summary of the story so far. But other notes as well. Warnings. I had written them. I couldn't remember what it all meant. The name Scratch filled me with dread. I could trust these words. I had to act on them. You must write to escape.
Allora, dice che c'è qualcosa di nuovo e su tutte le canzoni che abbiamo provato prima, quindi non c'è niente di nuovo, sono gli stessi che c'erano all'inizio, quindi possiamo andare avanti. I didn't remember much, but I knew my thoughts and ideas could manifest as reality in this dark place. I'd use my writing to project myself out of this room, like a deep sea diver to go deeper and explore the depths of this prison for a way out. This room was my boat. Writing was my lifeline. I would start again at the talk show. Adesso ci dovrebbe essere quella sequenza lì. Thank you. Oh, you're too kind. Welcome back. We have a great show for you here tonight. A real treat for all you Alex Casey fans out there. Alex Casey himself is here tonight. That's right. Sam Lake, ladies and gentlemen, the actor who has given his face to the famous detective in the film series. And of course, we have Alan Wake here, the best-selling writer the books the films are based on. Let's do this! Christian, io vado. Tu ti ricordi mo che succede? Su pure 30 dovremmo riuscire a farcela. Io vado. Vado. Welcome back to the show. So, Alan, as the creator of the character, how do you feel about this? Sorry, what? I know it can be an awkward question with the man sitting right next to you, but I mean, how do you feel about him in the role of Casey? Does he look the part to you? Chiamiamolo Casey. He looks exactly like I always imagined Casey to be. It's uncanny. Thank you. That means so much to me. I'm a huge fan of your books. So, what's the problem, Alan? Because on more than one occasion, you voiced your reservations about the adaptations. It's not that. They're their own thing. They've gone with choices that are different from mine. I feel protective about my stories, and these adaptations... I don't know. I guess I just wish I could have been more involved in making them. Well, in that case, you won't have seen this either. We have a clip from the new film, Murder Case Casey. Should we roll it, or do you want to say something first, Sam? Nah, just roll it. This city was an old scar that refused to heal. The rain made it fester. It needed the sun, but there was only the night. Stiamo tutti sbagliando, giusto? Insomnia covered me like a plastic film. I was watching the world through a rain-slick window, my own reflection haunting the view. I was trying to track down a missing writer. My only clue was a table lamp. Già all'elenco abbiamo da fare 3 titoli, i remake dei 2 Max Payne più Control 2, quindi abbiamo un bel po' di cose da fare. Come diciamo a Napoli, ci andando, quindi più titoli fanno uscire, noi più li portiamo in live. Ti trovi, Chris? Stop. What was that about a writer? About a lamp? Il pezzo della lampada, è vero. No, dicevo, noi adesso abbiamo ancora da fare, parlando un attimino in maniera seria. Dobbiamo finire la modalità ultima bozza. Dobbiamo portarti ancora il DLC della Lake House. Poi dico, dopo questo ci sarà un periodo di fermo, anche facendo altro, nell'attesa che escano altri titoli.
Però per il futuro abbiamo i 2 remake di Max Payne da fare, più Control 2, quindi abbiamo altri 3 titoli al momento da dover portare in live. Quindi siamo messi abbastanza bene, mettiamola così. Bani. Ah sì, perché mo lampeggiano i numeri in base al codice corretto. Aspetta. Alan apre le porte anche mettendo la mano nel muro. Bravissimo. Sei un mito. 5, 6, 5. Era semplicemente il modo in cui lampeggiavano le luci. 167 no. Alcune cose le ricordo ancora, quindi fortunatamente piccoli blocchi non ne dovremmo avere. Che numero è 0A? Non lo so. Posso chiedere il suggerimento del pubblico da casa. Chiedo il 50 e 50. O al massimo se mi fai fare la telefonata a qualcuno e posso chiedere. Hello? Eccolo qua. C'è sempre l'easter egg, la cosa che ti volevo far vedere di Ati e che l'altra volta non siamo riusciti a vedere. Magari è che come ricordavo forse si vede solo nella modalità ultima boss. Allora, io dopo l'esperienza con Silent Hill 2 sono riuscito a finire finalmente. Controllo sempre in bagno. Quello, buonasera. Buona sedia. Allora, qua è tutto a posto. Eccoci. Ah, Lorraine, there you are, Tom. Oh, not so Chiamo much Tom, più o evil meno. that not a bit of good as Come la va, dottor Quello? Not one without the other. Ogni Good tanto to riesco a see you. tornare in live, per fortuna. Dai che le feste sono quasi finite. Hey, I can't seem to find my way out of here. Can you point me to the exit? No totta helvetissä. Of course, Tom. The work will instruct its maker. I was gonna get something from the basement for you, but you can get it yourself now. The more cooks, the faccio da worse la the lampada. soup. Have we met before? Are you trapped in the dark place too? You remember Quindi ho preso Ahti, l'anno sveglio the a 2 janitor. euro e hai fatto You benissimo. can't be lost if you don't worry about where you are headed. Va bene, bene. Voi So come state? don't worry, Tom. The sun will Allora, shine quella even risposta into a cordiale heap o la of risposta twigs. sincera? Just remember to turn on the lights. It won't take long when you get to work. What do you want me to get from the basement? And my name's Alan, not Tom. Ja, mutta katoppa kun a man, but a man with a tool makes two, Tom. Eikö niin? And a man with a tool can build his own exit. Periodo pieno di cazzi e di problemi che stiamo risolvendo uno ad uno. Mancano gli ultimi due. Passano le feste di Natale, si sistema tutto e torniamo sia con le live che col negozio in un certo modo. Abbiamo avuto una sorta di fermo non voluto da noi. Mettiamola così, abbiamo dovuto rallentare un I've been attimo. trying to find a way to escape the dark place. Stavamo andando troppo veloci. Any suggestions? He who mouths about his troubles is the prisoner of his troubles. It's not easy to get out. But don't you worry, Tom. The home is still there where the heart is. I often think about it when I mop the floor and look into the puddle. Water is the memory Di of the world. certo con Water Gianmarco in finds queste its sere che ci way. siamo visti ne abbiamo anche approfittato janitor per was a bit rimpolpare out un pochino la lista but still a desideri friendly di Steam face. con titoli da voler I had to portare in live, trust the quindi basement would get me out of here. c'è proprio l'intenzione da gennaio di tornare fissi tutte le sere, così come facevamo nei bei tempi che furono. Così non mi becco le cazzate da Christian che poi giustamente faccio Alan Wake dopo 3 mesi. Non va bene questa cosa.
No, state tranquilli che non è passata la voglia di fare le live, questo ve lo posso dire proprio tranquillamente. C'è stato solo il problema che nel dover sistemare queste cose così, lanciare il negozio, non avere problemi e continuare a farci i cazzi nostri la sera belli tranquilli tranquilli, c'è e ci sarà sempre, quindi vi chiedo scusa se sono sparito in sti periodi ancora una volta, però forse è la volta buona che abbiamo quasi fatto tutto, forse. Se ce lo fanno fare, puntini, puntini, puntini. Apri, ok. Quindi adesso dobbiamo prendere la lampada, tornare su e c'è il pezzo quello bello. Allora. Questo è nuovo. Ho il collegamento a Night Springs. Attempts to write a story to shape reality around him and escape. He is beset by visions leaking in from realities beyond his own. He uses those visions as inspiration for his stories, in hopes of giving them power, to make them come true. Us, Hidden Few, know that ultimately he will succeed. But before that, many of his stories collapse back into the stuff that dreams are made of, to remain as they began, works of fiction. And yet, maybe there is a gleam of truth to be unearthed from these tales. Per collegamento con Night Springs. Okay. Into the unseen realities beyond our own, offering us intriguing avenues of contemplation as they transpire in Night Springs. Ok, no, forse questo qua già c'era. Ok. Allora. An old lamp in a shoebox. Questa è la vecchia lampada. Ma adesso possiamo switchare. The lamp felt significant. A tool for bringing light to the darkness. E adesso facciamo lo switch. I felt a magnetic pull between the lamp and the... Whoa! When the light jumped into my lamp, the whole room changed, like something in a dream. Opening a way forward, the lamp was humming. The bulb glowed. It held the light now. Allora. Adesso dobbiamo andare. I felt another surge from the lamp. The glow in the lamp went out, shifting the light in the room. The light carved out something new from the darkness. Non si andava da nessuna parte. Cambio e via. Allora, di qua si poteva prendere la luce. C'era il corridoio di qua. Dai, facci vedere la città. The dark place wants to drown me. I'm losing myself. I have to fight it. I have to remember the clicker, the light switch. I lost it, but I have the lamp now. The lamp the switch was cut from. This place is a nightmare. Not real, and yet more real than anything. The danger and the horror are real. It feeds off my mind, twisting whatever it takes into psychotic reality. I'm trapped here. I write to escape. I've tried this many times, written countless stories, forgotten how many. I keep failing, but I must keep trying. I use the story. È quello che abbiamo capito dal finale, così come era in American Nightmare. Però abbiamo molta più consapevolezza stavolta. But how do you open a door that's not a door? At the bottom of an ocean that's not an ocean, and a lake that's not a lake. Quindi, in base a quello che abbiamo capito dalla storia principale, il punto adesso è che dettaglio o serie di dettagli dobbiamo cambiare per fare in modo che la storia vada in modo diverso.
ok, giustamente non abbiamo tu ciuffolo, almeno per il momento. Allora, qua non c'è altro. Ok, voglio proprio vedere fuori. Beh. The payphone was ringing. Somehow I knew the call was for me. Allora, vediamo chi è. Usciano a quest'ora del mattino. Chi sarà mai? Andiamo a vedere. Hello? Alan Wake? Yes. Do you know who I am? No? Who is this? We'll get to that later. There are spies all over. Shadows. A sense of déjà vu washed over me. Had I had this conversation before? Alan, listen to me carefully. Caldera Street Station, the subway. You need to go there. I'll call you again later. Make sure to pick up. Do I know you? I know you from somewhere. You've just forgotten again. We're in this together. Don't worry. I got you now. Alan non l'aveva capito. Io ricordo che si rese conto che la storia doveva muoversi seguendo una spirale. Perché ora non lo sa? Perché il ciclo è ricominciato. È un nuovo ciclo questo, sta all'inizio, però per come è finito il precedente e per come Alan sta cercando di far ripartire la storia e tutto, ricordati la questione del proiettile, quello là di luce, è quello che ha fatto la differenza ed è quello che la farà soprattutto andando avanti con la storia. Lui ma adesso, così un pochettino come in American Nightmare, ha la consapevolezza iniziale, perché adesso è iniziata la storia, adesso è iniziato sto blocco di storia qua, che lui ste cose le ha già riviste, però non ha ancora la prova certa che effettivamente è qualcosa che ha già vissuto. Però rispetto al gameplay normale e alla storia base, mettiamola così, qui già adesso, come vedi, in piccoli dettagli e altre cose ci sono dialoghi completamente diversi, che sta acquisendo sempre più consapevolezza della verità. The Caldera Street station sign was there, but the entrance was missing. I had to make it appear. Maybe I could use the lamp to reveal the station entrance. Esplorare anche la parte sopra di là. Allora, lì c'è una TV. Infatti se vedi anche il vestito che ha è più da Alan Wake 1, Alan Wake American Nightmare. In American Nightmare siamo riusciti a fermare Scratch e a muoverci un pochettino meglio nella zona oscura. Poi con la messa in moto del piano, iniziato già all'epoca, ossia di far entrare Saga nella storia eccetera eccetera, ci ritroviamo ad oggi. Non mi toccate. Is this the way it was on the page? What the hell? Oh, hey. Non sei Max Payne, no. Alan Wake, the writer. I'm Alex Casey. I'm looking into a murder. Come on, what is this? There's a piece of evidence, a manuscript of a novel. You wouldn't know anything about it? Potrebbe perdere inizialmente la memoria ogni singolo ciclo e noi abbiamo capito di quante volte quello che noi abbiamo giocato come 2 run, nuova partita e l'ultima boss, in realtà sia accaduto molte più volte. Was Wake their leader? Had he written it? How far would he go to create a perfect work of art? Or would he be the next victim? Stay here. No, wait! I need a gun! Non rompere la pistola che ci serve, Casey.
No shit. You don't really want to know. You're gonna get what's coming to you. Torcia, pistola, quindi anche pistola, quindi pistola che ci serve. A posto. This was an echo of the books I had written for years. Picking up Casey's gun felt like I was assuming the role of the detective. Allora, I had a light now. una porta I needed to get back to the con subway station entrance. una parola del potere, quindi qua ci dobbiamo assolutamente potenziare. Vediamo qua, non andiamo a Nanzio. Allora, era di qua. No, o sul muro proprio qua sopra. There Eccola was qua, something eccola hidden qua. here, a phrase repeated over and over. The words resonated with meaning. Had I written this? Allora, qualcosina già ce l'abbiamo. Qualcosina, per fortuna, già ce l'abbiamo. Allora, aumenta la salute massima. Diamoci la salute massima, così siamo un pochettino meglio. Mappa, ok. Adesso dobbiamo tornare indietro. With the alley in darkness now, restless shadows block my way. Si dovrebbero apparire subito. Con calma. Voi là, noi qua, ognuno si fa i fatti suoi. Via, via, corri Alano, corri al... No, ehi. Scappa Alano, no, no, Alano, scappa. No, non li pensa. Vai I via, could vai use via, the vai light via. to open the subway entrance now. Allora, però c'era anche la zona là. Ci non viene a provare ad esplorare come la zona là, visto pure col tempo come siamo. Allora, aspetta. Vediamo quale parole non me le segna. Qua c'era la stanza di salvataggio che non è ancora attiva. Allora, blocchiamo qua. Facciamoci un giretto. I could use the light to banish the shadows. Allora, qui nessuno ci rompe i coglioni. Allora, ok, abbiamo un pochino di contenitori, altre parole del potere. Qui c'è un punto di interesse, c'è un eco. Cambia fila. Allora, andando a vedere un attimo una cosa, anche a costo di farmi molto male. Allora, l'eco è sulla strada di qua. Deve essere di qua. C'è più avanti. No, niente wake. Non c'è wake. I nemici non attaccano e non li posso attaccare. No? Di qua The no. story determined where I could go. And Oh! Ehi! Oh, cazzo. Fatto molto male, Aglia. Devo cercare il luogo di interesse che c'era qua. Allora, un diretto qua veloce. Attaccano tutti alle spalle come i codardi.
Mi sembra ci fosse qualcosa. No, qua neanche c'è un cazzo. Allora. No, aspetta, fermi. Munizioni per il fucile, a posto. Perché qui non ce l'abbiamo. Allora, vediamo di portarci avanti con la zona qua. Vediamo se recupera un po' di energia. Aspetta. No, perché recupera il minimo. Allora, vedete di fare sta zona al meglio. Allora, il problema sono solo i nemici qua giù, che ce ne sono tanti. No, lasciate stare Alan Wake. Piace i cazzi suoi. Altre munizioni per il fucile, buono. Solo non abbiamo pile per la torcia. I had written books about Alex Casey for years. Rain tried to wash away the sins of this city. But some sins, the evidence of the crimes committed, could never be erased. Not by the rain, or any amount of therapy from Dr. Jack Daniels. It remained bruises under my skin, like tattoos. Bruises in my soul. Scar tissue on my heart. The rain never stopped falling. And I never stopped drinking. Abbiamo preso. Wake. No, niente Wake. Che tutti fanno sono. No, ehi, distanza. Wake. Allora. Così passiamo un pochino tranquilli. No, fermi tutti, fate i buoni. Ok. Oh, queste sono tante cose belle. Dobbiamo solo metterci questi qui, questa qui, e ci dobbiamo mettere questi qui. Così potremo viaggiare un pochettino meglio. Chissà chi sarà mai qui dentro. Hello. Oh. Hey, Salve. Alan. You snuck up on me. Mi scusi se non le parlo, ma ci hai lasciato neanche una risorsa. Sorry. Have we met? Memory problems again, huh? Yeah, we've met. Tim Breaker. We've shared notes. Hey, I've made some progress on the map if you want to take a look. I still haven't found my mystery man, though. Who's this mystery man? Oh, it wouldn't be much of a mystery if I knew. All I have is a name.
Warland Door. The talk show host? No. No, that doesn't sound like him. The guy has many disguises, but a talk show host? No. I'll keep looking. You're making a map? Trying to. It's hard to map a dream, though. I keep ending up in unexpected places. I find interesting things like those strange markings that react to the light, but never the one thing that I'm looking for. Feel free to check the map out. Oh, I've been stockpiling supplies while I poke around. If you find a stash... Stai mentendo, Tim. I appreciate the help. Che risorse hai tolto da pezzo? Questo lo do in testa ai nemici? Magari? Ok. Allora. Ho messo le cose da... Ho tolto delle risorse, così puoi andare avanti. Oh cazzo, Tim, perdonami. Tim forse se l'è ciullate lui. Oh, that's my crazy wall. I'm just trying to make sense of Non things. c'è niente di nuovo. Don't judge me. I'll trade you walls any day. No, non ti mando a fanculo perché ci sei. Di che non c'hai le risorse. No, ti ho messo le risorse là dentro. Poi prendi e non c'è niente. Prego quello, anche 2. Perché sei tu, anche 3. Anzi, proprio perché sei tu, devo stare attento. Però prego, fai domanda pure senza problemi. Ma il signor Gianmarco che fine ha fatto? Allora, il signor Gianmarco è venuto questi giorni a casa, sta bene, è vivo per fortuna. Aveva un impegno di famiglia oggi, quindi non c'era. Ehi, sto parlando con quello, un po' di rispetto per il dottor quello. Che cazzo. Quindi non penso che in questi giorni facciamo live o riusciamo a vederci, che poi tra famiglia, feste e quant'altro è un bordello. Però come ho detto pure prima a Christian, siamo per tornare, siamo per tornare. Siamo passati solo ste feste. Certo, lei non è dottore. Io so che lei è dottore in cazzologia applicata, quindi così mi è stato riferito, Tim, ma ti sei fottuto tutte le risorse in questi cosi? E che sciacque della miseria. Lascia qualcosa pure a noi. Allora, prego, esponga il suo allora, dica tu. All'ors, alla francese, prego, dica. Io ho il presentimento che il carissimo Dr. Break qui sia una spia di Walking Dead, si è ciullato tutte le risorse, non si fa così. Diciamo che potrei scendere in qualsiasi momento. Quindi dovrebbe farci preoccupare questa cosa. No. Vai Grid, tolgo solo da mezzo sto punto se riusciamo a scendere in metro. Qua non dovrebbero esserci grosse sorprese. Allora, innanzitutto apriamo qua, o era dall'altro lato, ma non ricordo, però meno pilloline, va bene. Sblocco. Allora, qui innanzitutto c'è la scala, poi ci sono delle risorse lì dietro e dobbiamo fare il giochettino qui nella zona. No, che ok, no, perché l'hai detto come se dovesse essere una minaccia. Tu se scendi noi siamo contenti, poi se ti comporti male 2 schiaffette e torni su, il problema non si pone. 2 nanometri potrebbe essere un nuovo metodo di misura che si vuole usare, per me non ci sono problemi. Ho le pile, le torce, le munizioni, le cose. Allora, questo qua è un altro. E a questo punto abbiamo una parola di guerra e una parola della lampada. Allora, parole di guerra. Miglioriamoci the pistol. E parole della lampada. Abbiamo solo questo, quindi mettiamo questo qua. Non esce dal menu. Non esce.
Non esce. Non esce. Vorrei uscire. Posso uscire dal menu per piacere? Che devo fare? Non esce, ragazzi. Non esce. Non esce. Allora. Non fa niente. A noi va bene anche così. Va bene anche così. Vabbè, voi clippate quando sono ste cose. No, non posso fare anche il Alt F4 perché la PlayStation. Posso fare chiudi, ma non è il caso. Fortunatamente ha salvato qua. E che cazzarò. Però quello della scrivania di prima è stato bellissimo. No, non posso manco staccare la spina perché la serata di stasera è stata sponsorizzata, mettiamola così, dal mio amico il dottor Mercury, che ha preso una PS5 Pro, gliela sto settando su alcune cose, gliel'ho chiesto e tutto, e ho detto posso fare Alan Wake in live con la Pro perché ci vede troppo bello, e mi ha detto di sì. Io mo rimetto la parola, guarda, facciamo le stesse cose di prima, questo lo mettiamo qua, questo lo mettiamo qua, e adesso si è chiuso senza problemi. Sì, difatti per questo si vede così bene. Allora, ora ci sono le risorse qua, credo, o era dopo il cambio della luce. Il problema è che mo che cambierò la luce usciranno i mostri nel vero senso della parola. Allora, munizioni ce l'abbiamo, ci le si prende più avanti. Sì, chiama pure tua sorella. No, non andare nella mannizzala. O butto un bel bengala là in mezzo e chi si è visto si è visto. Ah, mucca a tua sorella. Meno così. Oh. Meno uno. Adagio, adagio. Vai Alan. Ok, fatto. The shadows were gone. Or just out of sight. Io qui però mi ricordo una cassetta. Amici, non ce ne sono più. C'era una parola qui sopra. Ora se metto questo e si blocca il gioco, io mando qualcuno a fare in culo. Così, uno a caso. Sì, ci ha fatto da sponsor, che giustamente il suo ha detto posso utilizzarla per portarlo in live, e mi ha detto di sì. Quindi ringraziamo tutti il dottor Mercury, che ci permette di godere di Alan Wake nella sua veste grafica migliore. Ok, la luce la prendiamo, ci serve di là. Ora io farei anche un'altra cosa, visto che siamo qua. No, niente Wake, non c'è il signor Wake, è in vacanza. Allora, c'era un'altra parola del potere qui sopra. Allora, non ricordo precisamente dove. E di qua, aglia, ehi ragazzi, fermi. Allora, e che cos'è? Corri Alan. Corri Alano. Vai alla luce Alan, vai alla luce, vai nella luce. Vai nella luce. Su. Allora, luce 1 fa. Prima dobbiamo soltanto correre di qua. Cioè se ti passo due file, l'uno riesci a utilizzarli. Posso provare ad aprirli
con qualche programma, mandameli, vedi un attimino se riesco ad aprire. No, ti contatto e mi dai qualche suggerimento. Però penso che ultimamente I needed to find another light to go deeper inside. Allora, qui gli armadietti e ci potrebbe essere qualcosa. Munizioni, ottimo. E c'era anche un altro armadietto. No, aspetta. Devo andare a prendere l'altra luce che servono tutte e due. No, l'ultima volta che Christian mi ha detto qualcosa del genere, poi mi ha mandato qualcosa di carino, quindi mi fido e accetto. Poi, se dovesse succedere qualcosa al computer o quant'altro, maledirò lui e fino alla 7ª generazione. Ecco. No, ma quello Christian già ci è riuscito, già mi ha sotto un certo punto di vista, già ce l'ha la mia anima, quindi va bene, non cambia niente. Non cambia niente. The gates to the platform were closed. I had a ticket. Ecco qua, qui c'era il primo episodio di Night Springs, ok. Senti, con affetto e simpatia ho dato la mia anima a molte persone e ci hanno sputato sopra, quindi a questo punto la do a Christian e so che la tratta bene, quindi va bene così. Ok, un bel po' di risorse, buono. Buono. Io fare i cacci miei e non dire più niente. Allora, pass metro. Ok, andiamo ad arrivare alla prossima stanza di salvataggio e ci abbiamo dato un bel po'. Poi fra 3 mesi Something about the station platform felt significant. It would work in my writing, but I needed more. Something lingered here. A half-forgotten memory. An echo. FBI murder cult. An FBI agent had come here before me on the trail of a murder cult. Buongiorno. She'd gone missing, presumed dead. The cult was leaving me clues to follow, connecting the dots from one murder to the next, inviting me to draw an obscene picture on the city map. Caldera Street Station. The name made me think of the exit wound of a bullet. I had a flash of inspiration. The ghost of my fictional detective. Dimmi di andare A sulla story lavagna thread e I could use in my cambiare writing. l'applicazione. Ok. I had a Lavagna location. della trama. Agente FBI scomparso. The dark place reacted to my story. E The ci way andiamo a into the prendere tunnels la was no parola longer del potere blocked. qua dietro. E trovo il punto corretto. Eccolo qua. Si bloccherà di nuovo. No, ci è andata bene. Ok, qui tutto quello che abbiamo trovato e possiamo andare avanti. Non sono potenziamenti che ci servono adesso, però almeno così più andiamo avanti più dovremmo stare un pochettino tranquilli. Così quando arriviamo al carissimo signor Scratch, invece di bestemmiare 80 volte, bestemmiamo The Fed had solo glimpsed into the maw of 40 forse. darkness. It swallowed him whole. The tracks led into the tunnel. That was my way forward. Allora, qui ci sono i nemici in fondo e non c'è nessun oggetto dietro di loro, quindi conviene buttarci The blood direttamente nella trail porta. continued deeper Si è into visto, si è visto. darkness. Arrivederci. Anzi, guardate, mi chiudo pure la porta. Arrivederci. Tante care cose. Allora, 13 è la stanza di salvataggio, qui riusciamo a fare un altro pezzettino, dai. Allora, c'è la zona qui dietro da I esplorare. don't like the sound of that. Qui mi sembra c'era qualche oggetto e pure una parola del potere, se non erro. C'era. Qua si esce dopo. Se qui non c'è ricordo male, c'è questa qui nel treno. Eccola qua.
parola d'aiuto, e queste ne abbiamo poche, quindi queste qua. Aumentiamo gli antidolorifici e va bene così. Allora, andiamo qui dentro. Allora, qui c'è la mappa. Qui Tim Drake ci avrà lasciato tanti oggetti inutili. E rimango cazzo pure qua dentro. Va bene così. Allora, salviamo. Ora ci possiamo fare la parte del treno qui e andiamo un attimino di fronte. Ma proprio tantissime. In realtà, battute a parte, proiettili pistola ne abbiamo un bel po'. Abbiamo già 6 colpi per il fucile, un bengala, 2 bende, 2 cerotti, 4 batterie. Basta solo che me la gioco bene. Quindi andrà malissimo. Quindi proprio senza manco farci il pensiero sopra. Allora. Ma qui c'è un cambio da fare. Another place to use in the story. I needed to search the tunnels for further visions. Inspiration for the story that would lead me deeper. Allora, ne abbiamo già fatto. The federal agent had come here looking for answers. All he found was a fate worse than death. I'd love to be on his case. The cult can get you anywhere with that black magic shit. Let the day shift handle it. What happened, anyway? Some Fed came looking for the cult, but it was a trap. A satanic blood sacrifice. Anyone who gets involved with the cult. Bonsoir, carissimo Francescone. Buonasera a lei. È diventato suonatore di gong. Sounds like a load of bull. Ok, allora ci facciamo la zonetta qua. E c'era innanzitutto la luce qui da prendere. Poi c'era una parola del potere da qualche parte. Risorse negli armadietti. Manco niente. Qua 2 armadietti. Niente. Niente di niente di niente. Va bene. Primo che dice beh, qua ci sono le risorse. Allora, c'era un'altra parola qui. Ed è una parola della lampada. Ok, almeno ci potenziamo qua. E ringraziando il Dio ci sta facendo pure uscire nel menu tranquillamente. Francesco, tutto bene? Perché ti metti a giocare a Night Rain? Ci voglio giocare anche io. Porcaccia la miseria. The murder cult used these tunnels for their ritual sacrifices. They say the cult reenacted the murders in Alan Wake's crime books. That Wake was even involved somehow, under a false identity, Mr. Scratch, which is, of course, a nickname for the devil himself. It was disturbing finding myself in the story this way, but I was desperate, and it felt right for the story. Vorrei prenderlo anche io e farmici qualche partita ogni tanto. È il titolo che non ho toccato e che vorrei toccare un bel po', che l'ho visto giocare ed è quello che cerco per rilassarmi un pochino. State fermi qua, tutto a posto. Tutto a posto. Nessuno mi dice niente. A posto così. Allora, quindi adesso dobbiamo fare. Cambiamo di nuovo la scena qui. 7 omicidi. Le cosine allegre. Grande spada in testa, ricchi premi. Ma a che livello sei in generale? Mi hai preso pure l'espansione, quella che è uscita. The cultists laid the Casey novel onto the altar with reverence. Their twisted Bible. Allora, la luce ce l'abbiamo. Facciamo anche un pochino sotto, dai. E 1 e 2. The water was gone. Potenza della quinta generazione. The way forward was open.
Allora, qui c'è la zona con tanti nemici. O era più avanti? Risorsa, niente. No, oh, una benda. Attenzione, attenzione. Il gioco è impazzito. È di Monster Hunter. Comunque sì, avevo preso anche l'espansione, era con la deluxe. Ah, ok, ok. No, ma Giuseppe mi stava dicendo oggi di Monster Hunter che è uscito un aggiornamento e quant'altro. Una volta che ho finito di base poi non sono riuscito più a giocarci. Però almeno ho finito la base. Poi stanno altre 8000 cose. Tim Breaker, in case you don't remember again. I know, Tim. I'm remembering more now. It's good to hear, man. How's your search for Mr. Door going? It's not great. This dream we're in, putting a lot of roadblocks in my way. The sketch you have does look like the Door I know. The talk show host. All I know is the Door has something to do with what's happening to me. And he knows that I know. Lo sa tutto. He's like some sadistic mastermind, torturing me. So you think this is a dream? I'm not ruling it out. Un'altra parola qui. You know, my dreams have always been incredibly vivid. They feel real until the second I wake up. In the dreams, I'm often someone else. A different person with a different name, living a different life. Magari sei il protagonista di Quantum Break, chi lo sa? Magari, la butto lì. Maybe. But certain things don't change. Like Door. Allora, mappa. Allora, vediamo un pochettino. Poi le abbiamo prese tutte, c'è la zona giù. Questa la esaminiamo la prossima volta. C'è tutto il giretto da fare, ok. Ok. Vedendo e sterminando siamo riusciti a fare un bel po'. Hai visto, Gri? All'improvviso siamo riusciti ad organizzarci e ce l'abbiamo fatta. Ora vediamo tra i 2 e i 4 mesi di tornare e lo continuiamo senza problemi. Sei contento? C'è la parola del potere qua. Ma no, veramente quando ho letto prima il fatto che erano passati 3 mesi mi è venuto veramente un colpo. Io ho perso la condizione del tempo in questo periodo. Io tutti i giorni, non perché è in chat, Gianmarco è testimone di sta cosa, io dico tutti i giorni, ogni volta che mi metto e dico vorrei fare una chiamata a Francesco per rompergli pure i coglioni, o mi arriva una telefonata o succede qualche problema. Va bene, questa a posto, fatto. Risorse? No. Ah, grazie, grazie, meno 2 batterie. Allora, no. Ecco qua. The memory is fading like a dream. I must hold on to it. I remember an awful beacon in the darkness, the scene of a ritualistic murder site in the subway tunnels. Is it the previous draft of my writing? Must be. I've been trying to shape the dark place around me, but so much fades away. Even my memory of the process, washed away by dark waves. But some things remain. The darkest, nastiest elements, like the murder site. It's my goal, a stepping stone to travel deeper to escape. Write a narrative that takes me there. Casey will lead me to it. Noi l'abbiamo capito che alla presenza oscura piace proprio l'horror, il sangue, la sofferenza e quant'altro, quindi da quei punti lì noi ci possiamo agganciare per provare a scendere più in profondità. Quello che poi succede tutto il cazzo e Alan torna all'inizio. Allora, qui c'è la zona opzionale e c'era una parola del potere più un nemico, dovrebbe esserci qua forse.
Eccolo qua, salve, signor Fritz Baldi. Ed era, mi sembra, qua dietro. Allora, di qua, eccola qua, eccola qua. Parole de guerra. Parole de guerra. Parole de guerra che mettiamo alla pistola. Almeno così l'ultimo colpo fa pure più male. E ce la ritroviamo in futuro, anche perché i potenziamenti qua, se non erro, comunque si vanno ad accumulare nella parte finale del gioco, perché comunque Alan prende questi potenziamenti e dovrebbero forse essere attivi nella sequenza lì, non ricordo, vi dico la verità. Noi nel dubbio prendiamo tutto. Allora, parte del treno deragliato. Allora, innanzitutto dobbiamo mettere la prima qui. No, aspetta. Caution advised. Can you hear me? Hello? Anyone there? Dead. Quindi era la setta, sì, perché c'è il fatto del treno con le urla. Ok. This would move the story forward. The cult poured the gasoline over the train car. An iron cage that would soon become a cult. E via. This is where the history of the cult gets genuinely disturbing. The cultists tracked down the torchbearers living in the tunnels. They locked the poor folks up in a derailed subway car, doused it in gasoline. Yeah. Charming. It turns into a bit of a ghost story after that. They say the dark smoke from the fire still roams the tunnels searching for new victims to devour. There are no happy endings in this city. The story thread felt important. I could use it in one of the scenes I'd found. I had a new idea, a new story thread. Di luce. A sick and twisted story. But it worked. The subway car had become a burnt husk. I could get through it now. Posto. Che belli urletti che arrivavano nel cervello. Allora, oggetti qui non c'è niente. Ci sblocchiamo la porta qua dietro. Abbiamo lo shortino. Cazzo di niente. Va bene. Allora, qui dietro c'era quest'altra qua. Parole d'azione. Aumenta del 10-20% i danni inflitti ai nemici nelle immediate vicinanze. Rendi Alan 35% più difficile da individuare. Diciamo che siamo più un fantasma al 50% e non ne parliamo più. Era solo la scala. Ecco, qui è la zona con i nemici. Allora, prima dobbiamo fare un attimo le cose in un certo modo. Allora, facciamo così, facciamo così. L'ho preso, non so manco io come.
Via. A posto, fatto. The shadows melted away. I was alone. Ok, abbiamo ripulita bella veloce veloce. Allora, un'altra parola del potere mi sembra che c'era qui. Sì, 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 sì. Allora, freccia, dove ponti? La freccia ponta di qua. Quindi se ponta di qua... ecco di qua, ecco di qua. Parola di riparazione. Parola di riparazione a sto punto mettiamo recupero al 100% dell'energia appena troviamo una nuova parola del potere. Questo giostrandocela con le bende e quant'altro dovremmo riuscire a sopravvivere un po' di più. Allora, ma qui quante risorse troviamo? Manco cazzo la prima. Manco cazzo la seconda e per concludere la serata non c'è manco la terza, c'è l'altro qui fuori. Grazie per questi pochissimi, pochi colpi che ci hai dato, Alan Wake, molto gentile come sempre. Allora, 31, ok, ma alla prossima stanza salviamo. My path was blocked. I had to find a way Ma sono through. chiamato. The lights would help me. Allora, ragazzuoli belli. Io volevo una risorsa alla fine, ma ci rinuncio a sto punto. Ma capisco che si è arrabbiato Alan perché non l'abbiamo giocato per 3 mesi, però così mi sembra un pochino esagerato. Però siamo andati abbastanza bene, dai. Allora, Clint, non passeranno 3 mesi, non ti preoccupare, t'ho detto la situazione com'è e manca poco. Manca poco. Mi manca pure farmi prendere per il culo da Francesco in live. Pensa un po' come sono combinato. Pensa un po'. Pensa un pochino quanto è strana la vita. Ok. Allora, io non dico ci vediamo settimana prossima, però, se tu ci sei, fammelo sapere, che dai, potremmo pensare di riportare in auge il vecchio lunedì Wake e continuare, perché no? Quindi vi ho detto, di base cercherò di fare qualche live in sto periodo pure per sentirci e scambiarci gli auguri per quanto possibile. Fatemi solo risolvere questi 2 problemi. Avviamo le cose a gennaio e poi torniamo tutte le sere. Niente facciamo, siamo pochi ma buoni, belli, tranquilli e sereni. Però tutte le persone che venite qui sopra mi siete mancate teste di cazzo. Poi c'è il capo testa di cazzo che è uno e quello è il capo indiscusso. Perdonate per sto periodo, ma passerà. Lo so che già l'ho detto più volte, però purtroppo la sfortuna in alcuni momenti sembra accanirsi su di me e gli fa piacere rompermi con gli occhi. Godo, ecco, appunto. Ragazzuoli belli, io vado a dormire, mi preparo per domani che devo litigare con un paio di persone, quindi vi ringrazio della piacevolissima serata, grazie quello, grazie Christian, grazie Francescone, salutiamo pure Gabri che forse è andato a fare di nuovo la cacca, chi lo sa, e ci sentiamo in questi giorni. Ragazzi, se non ci becchiamo e non torno in live nei prossimi giorni, fate un lieto e felice Natale a voi e tutte le vostre famiglie. Francesco, auguri a te, alla tua famiglia e anche alle tue sorelle. Buonanotte a tutti.
Ci stiamo dimenticando una cosa, fermi tutti. Christian, dove sei? Christian, dimmi che ci stiamo dimenticando una cosa. Ce la stiamo proprio dimenticando, Cri. Esattamente. Järveks luulin merta kerran, runon lausui hän. Mysteerin sen syövereissä vietti elämän. Alla synkän valtameren varjois vaeltaa. Etsii tietä valon luokse armaan ainiaan. Yksin sankar yön syvemmälle matkaa pois. Se taakka hänen harteillaan kuin lupaus aina ois. Täs pelissä tää narri lyödään maahan aina vaan hetki kuos lepo suodaan jo takas kutsutaan. Järveks luulin merta kerran.